importanti anche a livello imprenditoriale, lo appunto Daphne, Barbara Bossotto, che è una grande firma peninsulare, ha veramente esportato in tutto il mondo questa eccellenza dei nostri focolari. Quindi grazie Barbara di essere qua. Ma voglio invitare Tiziana Lazzari, che proprio per le discipline esterne direi che è l'emblema, perché questa donna meravigliosa è una grande chirurga medica estetica, quindi vorrei lasciare a lei la parola anche su queste discipline. Grazie Alessia, buonasera a tutti, è veramente un grande piacere essere riuscita ad arrivare prima di tutto, 16 km di coda, ma non potevo mancare. Dai flash mob, tutte vestite di rosso, oggi mi scuso, purtroppo non ho nulla di rosso, ma dal 2017, che ci siamo conosciute molto prima, dal 2017 che ti seguo il movimento con grande ammirazione, ecco, perché il tuo impegno è davvero incommensurabile. Dai flash mob a un libro che devo dire mi ha emozionato, perché la storia, i racconti di queste donne fondamentali per lo sviluppo della persona, la maturazione, l'ho trovato veramente eccezionale. Ecco, davvero sono commossa. Io questa sera, visto che si è parlato di impresa e abbiamo quattro imprenditrici sanremesi che fanno parte dell'associazione, porto anche i saluti dell'associazione Donne Imprenditrici Dirigenti d'azienda della delegazione Ligure, di cui sono stata presidente, e AITA, ecco, donne che fanno impresa e che cercano di essere anche dei modelli per i giovani che vogliono affrontare il mondo dell'impresa o che vogliono esercitare la professione volontaria imprenditoriale. Cerchiamo di fare formazione, e a proposito di STEM, devo dire che è stato fatto, tanta strada è già stata fatta, ma rimane ancora molto cammino da percorrere. Io ho cominciato la mia carriera più di 30 anni fa, non più esattamente quanti, avevo già l'idea di fare il chirurgo da piccola, e in particolare mi sono appassionata alle tecnologie, passando dall'amore per la matematica e la fisica del liceo a questa mia attività essenzialmente di chirurga e di esperta di tecnologie. Oggi le iscritte alle facoltà di ingegneria, soprattutto per quanto riguarda l'ingegneria biomedica e la medicina, sono decisamente aumentate. Anzi, per certe specialità, se parliamo della facoltà di medicina, i numeri si stanno proprio invertendo. Pensiamo alla chirurgia generale. Quando io ho cominciato a frequentare l'università, avevamo in Puglia soltanto 2 donne chirurgo, assolutamente maltrattate, nel senso che difficilmente riuscivano a curare salute propria. Oggi alla specialità di chirurgia generale si iscrivono circa il 70% di donne rispetto al 30% di colleghi uomini. Un dato importante, ancora tanta strada da percorrere. Oggi siamo qua a difendere le donne in tutti i loro aspetti, non si parla solo di violenza, di cultura del rispetto, di cultura a 360 gradi. Quindi grazie Alessia per essere un vulcano, un esempio per tutte noi. Continueremo tutte a seguirti perché siamo sulla strada buona. Sì. Grazie. Tiziana Lazzari, un'altra nostra ospite qui ancora durante la diretta, Palazzo Roverizio, Sanremo 24, presentazione 100 donne vestite di rosso, Alessia Cotara-Musino. Le do subito la parola per parlarci dell'associazione AIDA. Sì, tanto felicissima di essere qua in questa occasione, 100 donne vestite di rosso. AIDA è l'associazione delle donne imprenditrici e dirigenti d'azienda che vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne che fanno impresa e per le professioniste che svolgono la loro attività con un taglio di tipo imprenditoriale. La delegazione Ligure è una delegazione molto forte
Ecco, premetto che AIDA esiste a livello nazionale e la delegazione Ligure è una delle delegazioni più attive. Sono molto orgogliosa di farne parte, di esserne stata presidente e di avere delle socie come Barbara Borsotto di Daphné Sanremo, che è veramente, oltre a essere un membro del nostro consiglio direttivo, una delle socie più attive sul territorio e non solo, anche a livello nazionale. Parliamo anche però del gruppo Casa della Salute che appunto ha aperto recentemente qui a Sanremo. Esatto, io nella vita faccio il medico chirurgo, ho sempre dato un taglio imprenditoriale alla mia attività e attualmente sono consigliere d'amministrazione del gruppo Casa della Salute, una serie di poliambulatori sul territorio ligure e piemontese, e a novembre siamo sbarcati a Sanremo proprio per offrire un servizio al territorio, cercando di integrare quelli che sono i servizi del sistema sanitario nazionale e offrendo al pubblico una sanità privata accessibile ai più. Ecco, cerchiamo di essere appunto molto attivi sul territorio e di fare una sanità il più possibile accessibile. Quindi donne imprenditrici impegnate nel sociale, impegnate nel mondo appunto della salute e del benessere. Grazie ancora e veramente complimenti per tutte le vostre iniziative anche come associazione AIDA. Grazie a voi. F Festival. F Industrial.